Ispirato a fatti realmente accaduti, il film La scuola cattolica di Stefano Mordini, presentato fuori concorso alla mostra, si contestualizza negli anni di piombo, periodo storico caratterizzato da violento terrorismo e lotte armate, un cast eccellente, tra gli altri Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, ma il dialogo con il regista parte dalle polemiche del novembre 2019. Caso chiuso e pace fatta con la città? Beh, Venezia città l'ho conosciuta col film che ho fatto l'anno scorso, la trovo straordinaria, una città difficile, ma come dire, è come entrare dentro un meccanismo tale per cui la città ti chiede di portargli rispetto, quindi per poterla capire devi starci. C'era stata un po' di polemica anche l'anno scorso, adesso abbiamo fatto la pace con Venezia. Non lo so, con la città, beh, devi chiederlo al sindaco, io non lo so. No, io non ho fatto nessuna polemica, l'ha fatta lui. Anche perché non voglio rivangare polemiche passate, ma avevate le autorizzazioni e tutto. Sì, sì, ma capisco anche che in un momento di contrazione, in un momento come quello, in realtà poi come dire, alcune cose diventano più grandi di quello che sono. So che io ho fatto tutto come doveva essere fatto. È stato un giorno in cui io ho detto non molliamo le riprese perché sennò avrei dovuto mandare a casa coloro di Venezia che stavano lavorando con me e non gli avrei pagato la giornata. Tornando di nuovo al film La scuola cattolica, su questo sfondo si inserisce un'esclusiva scuola cattolica maschile situata in un quartiere residenziale romano. Frequentata da figli delle ricche famiglie borghesi, i ragazzi ricevono un'educazione rigorosa, volta a proteggerli dal clima di terrore che imperversa in tutta la penisola, ma un evento efferato pone in predicato questa realtà apparentemente inespugnabile. Il produttore Roberto Sessa aveva comprato i diritti del libro La scuola cattolica di Edoardo Albinati. Io l'avevo letto, allora insieme abbiamo deciso di fare il film. Questo mi ha dato l'occasione ovviamente di lavorare con lo stesso produttore con cui avevo fatto il film l'anno scorso e di portare avanti un progetto che parte comunque di un percorso che avevamo già iniziato dal Testimone Invisibile, per cui insomma è parte di un nostro percorso comune.